and you're not moving anywhere. You thought you found Campionissimi Camp! to take you out of this place, someone you could A Canizzano! turn for grace. It's a beautiful day. Dal 23 al 29 giugno! Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Vi aspettiamo! Chi ben comincia è già a metà dell'opera e questo è il detto che si trasforma in speranza per le due squadre che all'Italo Ferrando di Genova Cornigliano si sfideranno per accaparrarsi questa giornata d'andata dei play-off di prima categoria. Sul campo sintetico i padroni di casa del Via dell'Acciaio in divisa azulgrana ospitano il Moconesi, oggi in casacca bianca. Tra queste due squadre in campionato vi era un abisso di 17 punti, ma di fronte al tribunale degli spareggi siamo tutti uguali, allora che la sfida abbia inizio. La nostra sintesi si apre già al primo minuto con il lungo rilancio di Giarratana. Casella fa sportellate con Abbat ed è proprio il moconesino ad averla meglio, ma Abruzzese fa il suo dovere e si oppone bene. Il Moconesi non si lascia battere e una nuova occasione potrebbe nascere da questa punizione di Trebini. Bomber Trabucco è incredibilmente solo e la sua incornata scavalca di un non nulla la traversa. Il primo tempo si conclude a reti inviolate, il forte caldo su Genova ha sicuramente condizionato questa frazione che ha regalato 45 minuti di gioco molto tattico ed emozioni razionate con il contagocce. Grazie all'immagine e al montaggio del nostro Daniele Orlandi passiamo alla ripresa e più precisamente al secondo minuto, quando gli ospiti prendono per mano la partita con la sciabolata di Trebini che trova nei pressi del secondo palo la testa di un cinico Massa che deve in porta e regala ai suoi il vantaggio. Con una canicola del genere il match non poteva che infiammarsi e la reazione del Via dell'Acciaio è da applausi. Al terzo minuto il calcio piazzato di Alessi porta a confusione in area, a trovarsi la palla tra i piedi è Perelli che però si fa neutralizzare la conclusione da Giarratana. Sul successivo corner Biagioli mette in mezzo, Cervetto prova l'incornata bassa ma colpisce l'esterno della rete, nulla da fare. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. I padroni di casa non sembrano aver capito i propri errori e all'ottavo minuto subiscono nuovamente con modalità simili alla marcatura precedente. Il protagonista è sempre il tandem Trebini-Massa, ma questa volta il numero 6 preferisce metterci il piede e questo tap-in va nel 2-0. L'impostazione offensiva dei biancorossi continua a dare i suoi frutti, allora ecco Trebini che porta a spasso la difesa avversaria. La conclusione non tarda ad arrivare, ma i guantoni di Bruzzone sono sempre pronti. Trabucco tenta la ribattuta, ma niente da fare, la palla non vuole saperne di entrare. I padroni di casa potrebbero accorciare le distanze. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Cervetto prova l'aggancio al volo, Giarratana è battuto ma sulla linea di porta Sivori si è già protagonista e spazza via. Il centrocampista locale ha ancora un'altra chance ma la porta sembra essere stregata. Attenzione massima al 22esimo quando su battuta del solito Trebini Casella viene atterrata in area da Perego. Questo fallo regala un calcio di rigore agli ospiti e costa all'Azulgrana l'espulsione diretta e la doccia in anticipo di 20 minuti. Sugli 11 metri si presenta proprio Trebini ma il suo piede fatato deve fare i conti con la realtà perché la sfera si schianta sulla traversa e si divora l'occasione del 3-0. Scorrono ancora 10 minuti sul cronometro e i ragazzi di mister Muzio attuano una triangolazione che vede come protagonisti Vitale, Rabaglio e Casella. È proprio quest'ultima a voler finalizzare ma l'uscita di Bruzzone è efficace. Trebini potrebbe capitalizzare ma sbaglia nel senso più puro del detto, un gol a porta sguarnita. L'ultima azione però spetta ai padroni di casa con Biagioli che chiama la deviazione Cervetto ma dal centro dell'area l'Azulgrana si coordina male e sparacchia fuori, assestando la partita su quello che sarà il definitivo 0-2. Vittoria all'inglese per i biancorossi che riescono così ad espugnare l'Italo Ferrando. La partita di ritorno sarà davvero difficile per il Via dell'Acciaio, ma per conoscere effettivamente quale sarà il destino di queste due squadre dobbiamo attendere ancora una settimana.